Non si può combattere il governo della città. Tasse sicure come la morte. Non si parla di politica o di religione. Questo è l'equivalente della propaganda nemica scandita a voce alta dai picchetti. Arrenditi, soldato! Arrenditi, soldato! A questo ci ha abituato il XX secolo, ma adesso nel XXI secolo è ora di alzarsi e capire che non dobbiamo farci ammassare in questa trappola per topi. Non dobbiamo sottometterci alla disumanizzazione. Non so voi, ma a me preoccupa quello che sta succedendo nel mondo. Mi preoccupa molto la struttura, mi preoccupano molto i sistemi di controllo, quelli che controllano la mia vita e quelli che vogliono controllarla ancora di più. Io voglio la libertà, questo voglio, e anche voi dovreste volerla. Ognuno di noi deve assolutamente sbarazzarsi dell'avidità, dell'odio, dell'invidia e anche dell'insicurezza, perché è questo il modo in cui ci controllano, ci fanno sentire patetici, piccoli, di modo che spontaneamente cediamo la nostra sovranità, la nostra libertà, il nostro destino. Dobbiamo assolutamente capire che finora siamo stati condizionati a livello di massa e sfidare lo stato schiavo delle multinazionali. Il XXI secolo sarà un secolo nuovo e non il secolo dello schiavismo. Non il secolo delle menzogne e delle questioni irrilevanti, del classismo, dello statalismo e di altri metodi di controllo. Sarà l'era in cui l'umanità intera si batterà per qualcosa di puro, per qualcosa di giusto. Sono solo idiozie, il liberale democratico, il repubblicano conservatore, li hanno creati per controllarvi, due facce della stessa medaglia. Due gruppi manageriali che si contendono la poltrona di presidente della schiavitù SPA. La verità è lì davanti ai vostri occhi, ma loro ti offrono un buffet di bugie. Io sono stufo di tutto questo e non ne accetterò un solo boccone, capito? Resistere non è inutile, alla fine vinceremo questa battaglia. L'umanità è troppo forte, non siamo un mucchio di diverse cartucce, per questo ci batteremo e alla fine saremo esseri umani. Ci batteremo per tutte le cose vere, per le cose che fanno, per la creatività e lo spirito dinamico dell'essere umano che rifiuta di sottomettersi. È tutto quello che avevo da dirvi, adesso tocca a voi. Benvenuti in questo mondo ricoperto di cemento, di automi condannati a vivere nell'illusione, dove in televisione il mezzo con cui ci mentono, la persuasione nei cartoni animati, mondovisione. Questa è la terra dominata dalla mia razza, che fa una stupida guerra contro se stessa e si ammazza. È atroce, vi vedo combattere per la pace, dove la voce per cambiare è coperta dalle minacce. Ma ci devo provare ugualmente, mi devo esprimere, e se mi vorrete fermare mi dovrete uccidere. Sceglierò di morire per una giusta causa, perché vivere per quella sbagliata mi dà la nausea. L'unica via da prendere è il movimento di massa, ma non ci dovremmo arrendere finché il mondo non collassa. Stupidi umani, ricordatevi questa traccia, il futuro è nelle mani di chi vi staccherà le braccia. Su questo pianeta non c'è niente da fare, non esiste lieta fine, te la puoi solo sognare. Su questo pianeta non c'è niente da fare, niente da fare, niente da fare. Su questo pianeta non c'è niente da fare, è solamente la moneta che lo può governare. Su questo pianeta non c'è niente da fare, niente da fare, niente da fare. Le banche tengono il mondo in ostaggio, e anche se così non fosse non mi sento più a mio agio. Mi parlano di plagio, del grande signoraggio, mi dicono di non fidarmi di quello che mangio. La gente non comprende gli usi e spende nei costumi, confusi dai soprusi mentre aumentano i consumi. Se davvero è solo un problema di comprensione, spiegate alle persone il sistema in televisione. Conclusione, informazione confusionale per il nostro presidente apparentemente formale. Concussione, deformazione professionale, sconvolgente, tutto a posto, tutto normale. Siamo schiavi dei soldi e non c'è niente di buono, se questi semplici fogli valgono molto più di un uomo. Tutto gli gira intorno ma c'è chi vive di eccessi, mentre noi andiamo a fondo e facciamo i loro interessi. Eh sì, siamo messi male, quello che pensi vero e falso ed ogni passo è verso un governo mondiale, controllo globale. Non c'è il potere del voto, perché chi sale al potere non c'è né in tele né in foto. Su questo pianeta non c'è niente da fare, non esiste lieta fine, te la puoi solo sognare. Su questo pianeta non c'è niente da fare, niente da fare, niente da fare. Su questo pianeta non c'è niente da fare, è solamente la moneta che lo può governare. Su questo pianeta non c'è niente da fare, niente da fare, niente da fare. Ma adesso basta, dobbiamo fare qualcosa. La poca forza rimasta vi sarà molto preziosa. Si può ancora cambiare solo mettendosi in marcia un movimento generale per generare la ribalza. Dimenticate l'invidia, mettetevi informazione, non vi fidate dei media, quella non è informazione. Fa attenzione impero, la mia arte per te è deleteria. Vi porto dove il pensiero è più forte della materia, dove non c'è ricchezza e non esiste miseria, ma la fierezza di un vero uomo da Bosco e Riviera, che desidera vivere il suo presente gioioso
senza guardare e sorridere il suo presidente mafioso e mostruoso. Non avete idea di ciò che sta dietro alla realtà deviata che crea uno schermo di vetro e uno schermo non al retro. Finché avrò la parola non starò fermo a guardare l'andare tutto in malora. Su questo pianeta non c'è niente da fare, non esiste lieta fine, te la puoi solo sognare. Su questo pianeta non c'è niente da fare, niente da fare, niente da fare. Su questo pianeta non c'è niente da fare, è solamente la moneta che lo può governare. Su questo pianeta non c'è niente da fare, niente da fare, niente da fare. Ma qualcosa da fare ancora c'è. Ognuno di noi fa la differenza. Esponete le